Ben ritornati con noi cari telespettatori, ben ritornato perché era un po' di tempo che non era il nostro ospite ed è comparso sempre tante volte con un ruolo ben specifico. Adesso invece abbiamo piacere di riavere qui con noi in studio con il ruolo da poco assunto, insomma poco, il tempo è relativo, Massimo Zanetti che è coordinatore provinciale per quel che riguarda Padova della UIL, nonché segretario regionale UILPA, cioè UIL Pubblica Amministrazione, quindi sindacato dei lavoratori. Ben ritornato qui con noi. Grazie dell'invito. Allora, con lei avevamo sempre parlato in passato di fiscalità, di tutte queste tematiche qui che sono sempre tematiche molto calde. Adesso torna in studio con questo nuovo ruolo e guarda caso a bomba si parla di nuovo di fiscalità. Vabbè, quindi è una competenza ipercollaudata. E perché parliamo di fiscalità? Perché è di questi giorni questa riforma degli scaglioni di IRPEF, tanto decantati, tanto auspicati, che però poi ai dati di fatto delle simulazioni che sono state fatte da parte del sindacato, adesso mi dirà anche lei se concordate, perché il sindacato era della CGIL in modo particolare, non sembrano essere così fantastiche e cambiare molto la situazione, anzi ci sono i soliti noti che resterebbero ancora penalizzati o agevolati pochissimo con una cifra irrisoria e non si andrebbe da nessuna parte, perché invece che aumentare il potere di acquisto di molti lavoratori, che è quello l'intento, risulterebbe pochissimo di fatto, a fronte di eliminare, un togliere delle agevolazioni di carattere fiscale, delle detrazioni che erano presenti. Allora, qual è la posizione della UIL da questo punto di vista? La posizione della UIL rispecchia ovviamente quanto è già stato affermato da altre, le chiamo così, consorelle confederali, perché gli studi che sono stati portati avanti sono studi che evidenziano che l'intervento che è stato fatto sulla rimodulazione delle aliquote IRPEF, eliminando di fatto uno scaglione, non comporterà in maniera forte un vantaggio economico per i percettori del reddito finale. Traduco. L'eliminazione della fascia intermezzi che stava in mezzo, quella del 27% che la portano al 25% della detrazione IRPEF, porterà dagli studi effettuati circa 200 euro lordi di vantaggio su una busta paga che, ripeto, arriva non oltre quell'importo che conosciamo. Quindi stiamo parlando di probabilmente 10-12 euro di aumento mensile per il lavoratore finale. Per non dire, e questo forse è un aspetto interessante che va messo a valutazione immediata, che il primo scaglione da 0 a 15.000 euro sempre lordi di fatto non ha nessun gradiente di vantaggio economico, l'aliquota rimane sempre quella del 23%, quindi come dire, chi di fatto già stava in una fascia economica bassissima, quindi molto penalizzato sotto profilo economico, l'intervento fiscale non gli provoca nessun vantaggio di tipo economico. Diciamo che il modesto vantaggio rimane per il ceto medio, lo chiama la stampa, cioè quel ceto che va fino dai 55.000 euro fino agli 80.000 euro lordi di guadagno, perché lì 3 punti dal 38 al 35% di riduzione fiscale portano circa 620 euro lordi di guadagno in un anno. Poi c'è tutta la partita delle deduzioni e delle detrazioni, sulle quali ancora non conosciamo esattamente come il MEF intenda intervenire, e fino a che non capiremo bene che fine farà il bonus Renzi, prima erano i famosi 80 euro, poi nel governo successivo portati a 100 euro, cioè come verranno quindi gli interventi di rimodulazione delle detrazioni e delle riduzioni, non sapremo se alla fine la partita sarà una partita di giro con pochissimi vantaggi per il mondo dei lavoratori e dei pensionati, o se invece ci sarà un piccolo, modesto vantaggio, quindi una rivoluzione che di fatto rivoluzione non è. Lasciando quindi sul tappeto una grandissima esigenza, che è quella di ridurre per tutti gli 8 miliardi che sono previsti, e non per i 7 miliardi come invece pare, anzi non pare, è certo, l'intervento di riduzione del cuneo fiscale, quindi sostanzialmente con una diminuzione da un lato dei contributi che il lavoratore paga e dall'altro lato con una riduzione importante sulla fiscalità dell'importo lordo del percepito.
Voi sarete sentiti come sindacati a livello unitario con le valutazioni che avete fatto, con le considerazioni, perché poi questo è l'intento, lo ripeto, era quello di dare un maggior potere di acquisto a fronte di un fattore di inflazione rilevante, a fronte di un aumento comunque del costo dei prodotti, degli energetici, dei servizi eccetera, e consentire che l'economia possa continuare a girare, perché altrimenti ci inchiodiamo di nuovo e non ne veniamo veramente più fuori, altro che più 6% di PIL. Allora, diciamo che l'auspicio, insomma, le organizzazioni sindacali confederali, Pierpaolo Bombardieri come segretario generale della UIL più volte ha chiesto di sedersi attorno a un tavolo per definire come dire, le buone pratiche per una riforma fiscale, che tra l'altro adesso vedremo anche l'indirizzo della legge delega, quindi di come poi si interverrà realmente in un riordino complessivo della fiscalità in questo Paese. Quindi io me lo auguro che ci sia un confronto che non si limiti alla chiamata dell'ultimo minuto, quando poi in Parlamento i giochi sono già chiusi e sono già fatti. Questo sarebbe grave per due ordini di motivi. Primo, perché credo che chiunque da qualunque posizione non possa negare il fatto che in questo Paese c'è una questione salariale grande come una casa. Dati dell'Ocse di una settimana fa attestano che negli ultimi 30 anni, dal 1990 al 2020, quindi sono 30 anni, un intervallo temporale molto lungo, l'unico Paese che ha avuto sofferenze sul piano salariale è l'Italia, con un meno 3%, quando i nostri, chiamiamoli competitor, no? Pur essendo dentro una cornice europea, penso alla Germania più 30%, penso alla Francia più 23%, la Spagna più 6%, non parlo addirittura dei paesi del nord, dove in questi ultimi 30 anni la massa salariale di chi lavora, di chi quindi produce in qualche modo ricchezza, è cresciuta in maniera esponenziale. Quindi c'è una grande questione salariale che io non penso possa essere risolta con il pannicello caldo di una riduzione di 1 punto, 2 punti di fiscalità sulla ridisegno delle aliquote, che è vero da un lato mantiene la progressività dell'imposizione come prevede la Costituzione, ma dall'altro lato non dà risposte vere a quello che diceva lei, all'urgenza di avere denaro in tasca dei lavoratori, dei pensionati, di tutte le categorie produttive, per far ripartire anche un'economia, perché il 6% è attestato anche nei giorni scorsi d'aumento, ma si tratta di capire se è un semplice rimbalzo o se invece dopo un 9 quasi 9,2% di diminuzione a seguito della drammatica crisi Covid, o se invece è una crescita che poi diventa in qualche misura strutturale, ma perché sia strutturale deve essere accompagnata da investimenti, ma soprattutto anche con uno sguardo a chi lavora, che in questi anni è stato particolarmente penalizzato. Assolutamente sì, ma che cosa si prospetta a questo punto? Perché voi Guardi, noi abbiamo cercato di dire al governo che questa è una fase in cui aprire per forza degli scontri non è utile al sistema Paese. Noi veniamo da 2 anni drammatici, no? Unici credo nel panorama della storia di questi ultimi 100 anni sicuramente, quindi abbiamo necessità di fare insieme dei pezzi di percorso per ridisegnare il sistema Paese a vantaggio di chi ne è uscito con le ossa rotte, perché vede, la crisi Covid stranamente non ha tirato una linea in negativo per tutti. C'è stato chi anche all'interno di questo drammatico periodo i guadagni e i profitti li ha fatti in maniera significativamente importante, mentre ci sono state categorie produttive, la stragrande maggioranza, che ha visto sofferenze drammatiche in questi 2 anni. Quindi noi chiediamo al governo di provare insieme a costruire, a ridisegnare la politica industriale, la politica degli investimenti, la tassazione. Ricordo, qualora ce lo dimenticassimo, perché abbiamo sempre questo vizio di dimenticarci che l'Italia ha, tra i tanti gap ne ha uno che è significativo, 100 miliardi di evasione fiscale, che sono una massa di risorse, di denaro spaventoso, e io credo che anche lì ci vorrebbe un intervento specifico, mirato, diretto, per recuperare, se non certamente tutto, una parte considerevole di questa evasione ed elusione che poi impatta nel sistema pubblico, nella formazione, nell'università, nella ricerca, insomma nella vita dei cittadini. A proposito di impatti nei vari sistemi, sembra che queste aliquote non vadano a impattare, quindi a dare giovamento in modo particolare alle donne che sono state penalizzate, comunque a livello reddituale sembrano essere più penalizzate, e poi i giovani che naturalmente, se non trovano appetibile andare a lavorare e remunerativo, fanno altre scelte, dall'andare via quando e dove possibile, a non lavorare proprio, quindi questa è l'altra problematica, no?
Vede, lei ha toccato altre due questioni che assieme a quella che avevo citato poco fa, che è la questione salariale in questo sistema paese, sono gli altri due grandi drammi del paese. La questione nostro o europeo? Un problema nostro? Ma io direi prevalentemente italiano. Cercherò anche qui di provare a dare dei dati che sono dati che fornisce la UIL, ma sono dati che si recuperano o dall'Ocse o comunque dalla Comunità Europea, quindi dati, voglio dire, strutturati e indubitabili, non si allargano a secondo di chi li va a enucleare. Allora, che questo non sia un paese per madri e non sia un paese per donne è una domanda retorica, la risposta non lo è, ma per certi versi, ahimè, non è nemmeno un paese per giovani e per assurdo non è nemmeno un paese per vecchi, perché le politiche di sostegno agli anziani qui o mancano o latitano. Ma partiamo dalla questione femminile. La questione femminile è la grande questione assieme a quella salariale del sistema paese, perché non ci sono investimenti che da un lato aiutino le donne che intendano fare figli. Insomma, abbiamo la percentuale più bassa riscontrata negli ultimi 50 anni, 444.000 nascite l'anno scorso a fronte del 1.000.000 negli anni 60, documentano e testimoniano oltre ogni parere qual è la situazione su questo punto, e le donne non fanno più figli per tanti motivi. Primo, perché quando entrano nel mondo del lavoro sono penalizzate anche sotto il profilo salariale con stipendi che a parità di mansioni, a parità di funzioni, spesso anche di competenze, sono più bassi. Non fanno figli perché spesso e volentieri la loro redditualità in molti lavori di carattere precario è risibile e bassissima. Non fanno figli perché c'è tutta una struttura sociale di contorno che non le sostiene. Non è così dalle altre parti, non è così in Francia, men che meno in Germania, non è così nei paesi del nord, dove sappiamo bene che lì c'è un'attenzione particolare al mondo femminile, soprattutto al mondo di coloro che vogliono o immaginano di costruire un percorso familiare con la nascita dei figli. Da noi quindi c'è un'aggravante che è proprio quella di conoscere tutti questi dati e di non fare niente per intervenire a sostegno, come asili gratuiti, pubblici, la possibilità di a parità di funzioni pagarle esattamente allo stesso modo, per non dire del triste fenomeno che in parte oggi è rientrato, insomma, ma non del tutto, delle famose dimissioni in bianco che spesso le giovani donne quando trovano un'occupazione devono firmare al momento dell'assunzione. Allora, torniamo a parlare di questo e anche di altro naturalmente, perché ci sono diverse questioni all'ordine del giorno. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi. Proprio sabato abbiamo